Ci siamo un attimo rifugiati all'interno di una torre. Io non me ne vado più, ci saranno 40.000 gradi. Sì, c'è veramente caldo, ragazzi. Amici di Vado a vivere in Sardegna, oggi ci troviamo a Nuraghe Losa. Prima di proseguire vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale di YouTube per non perdere le nostre avventure. Oggi ci troviamo vicino a Basanta, in questo bellissimo complesso nuragico. L'ingresso ha avuto un costo Di 5 euro per adulti e di 3,50 euro per bambini, quindi tariffa ridotta. Ora stiamo passeggiando intorno a questo bellissimo monumento. La costruzione risale a 3500 anni fa e ha un'altezza di circa 13 metri. Ha una forma molto particolare, è diverso da altri nuraghe che abbiamo visto. Perché normalmente noi siamo abituati a vedere una struttura con una grande torre al centro e delle piccole torri circostanti. Invece in questo caso ci rendiamo conto di trovarci davanti ad una struttura più imponente, una forma trapezoidale, e intorno ad essa sono presenti delle torri. Vi facciamo presente che non siamo degli archeologi, quindi noi ci limitiamo in questo video a raccontarvi un po' la nostra esperienza, ma vi consigliamo, se non conoscete la storia della Sardegna, di affidarvi alle guide, quindi dove possibile dovrete sempre preferire la visita guidata. Infatti questo posto è gestito benissimo da Paleo Tour e hanno delle guide turistiche che vi possono presentare il sito. Naturalmente hanno tutta l'esperienza che due viaggiatori come noi non avranno mai. Proviamo a spiegare ai nostri amici cosa significa Nuraghe Losa, da cosa deriva questo nome. Su Nuraghe e Losas, che vuol dire nuraghe delle tombe, quindi fa riferimento alle urne cinerarie romane scavate nelle pietre circostanti. Pensate che il Nuraghe Losa è stato uno dei primi ad essere stato studiato. E la sua valorizzazione è durata più di un secolo. Ma voi l'avete mai visitato un nuraghe? Scrivetecelo nei commenti qua sotto, raccontateci la vostra esperienza. Come vi abbiamo già raccontato in altri video, è difficile dare una funzione ad un nuraghe. Poteva trattarsi di un monumento funebre o piuttosto avere funzioni di deposito, di magazzino. Oppure fornace, come fornace per fondere i metalli. Proviamo un po' a descrivervi i servizi di questo parco archeologico. Se volete sperimentare la vita nuragica e siete un gruppo di più di 10 persone, il parco organizza degli eventi didattico-educativi. Inoltre, previa autorizzazione, è possibile visitare questo nuraghe di notte e con la luna piena che illumina il nuraghe è possibile degustare un bel bicchiere di vino. Nella notte di San Lorenzo, quando ci sono le stelle cadenti, deve essere uno spettacolo stare qua in una delle capanne e ammirare il cielo. Ci siamo un attimo rifugiati all'interno di una torre. Io non me ne vado più, ci saranno 40.000 gradi. Sì, c'è veramente caldo, ragazzi. Vi consigliamo di visitare questi luoghi magari anche d'autunno e non soltanto d'estate. Oppure la mattina presto, come abbiamo fatto noi. Sì, noi siamo arrivati molto presto stamattina, eravamo qua già dalle 8:30. Ora cerchiamo di recuperare un po' le forze, ci godiamo un po' questo freschetto e vi portiamo all'interno del Nuraghe Losa. Ed ora percorriamo una scalinata che ci permetterà di vedere il nuraghe dall'alto. Andiamo, via!
Ed eccoci arrivati al piano superiore. Mia moglie è quasi morta. Okay. Vai, vai. Ma vogliamo osare di più. C'è ancora un piccolo percorso per andare più in alto. Ce l'abbiamo fatta. Più di così non si può salire perché c'è il cartello di pericolo. Amici di Vado a Vivere in Sardegna, il caldo inizia a farsi sentire, pertanto la nostra avventura finisce qui. Vi lasciamo con alle nostre spalle il bellissimo Nuraghe Losa. Se vi è piaciuto il video mettete un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale di YouTube. Ciao! Ciao!